Un nuovo impianto per la manutenzione dei treni regionali costato 5 milioni di euro che permetterà di estendere le lavorazioni nell'arco delle 24 ore, mettendo a disposizione delle nostre ferrovie 2 treni in più al giorno. L'inaugurazione a Verona alla presenza del direttore regionale veneto di Trenitalia. Consentirà di poter fare la manutenzione a treno completo. In questi 365 metri possono entrare più convogli e tutti essere lavorati senza decomporli, con un'accelerazione nei tempi di manutenzione. Un investimento importante, ha sottolineato l'assessore veneto alla mobilità Renato Chisso, che garantisce continuità di lavoro alle maestranze del territorio e dà una ricaduta positiva su pendolari e utenti in generale. Hanno fatto i calcoli tecnici che in questa maniera si possono avere praticamente 2 treni al giorno in più. E quindi una ricaduta positiva anche per chi viaggia, per i pendolari? Assolutamente sì, e quindi una offerta migliore per i nostri azionisti che sono, come dire, i pendolari, gli studenti, le casalinghe, chi utilizza il treno nei movimenti giornalieri. Dopo il taglio del nastro ha fatto il suo ingresso nell'impianto il primo treno da sottoporre a manutenzione. Il capannone, che è dotato delle più moderne tecnologie, è ampio 5.500 metri quadrati ed ha 2 binari lunghi 365 metri. È stato realizzato con plinti in cemento e capriate in acciaio.